La band più fuori del momento? Resta con me e lo scopri a breve. Eccoci, ci siamo, i nostri ospiti, a voi subito. Buongiorno ragazzi, ciao e grazie di essere naturalmente qui con noi. Sto parlando con i Los Masadores. Ciao raga, grazie per aver accettato il nostro invito. Lo diciamo, come già potete vedere, mannaggia la qualità Skype non è delle migliori, ma chi se ne frega anche, siamo qua per divertirci. E comunque con noi Andrea Bosa, Mauro Berti e Dimitri Trinca. Ciao ragazzi, una piccola rappresentativa di ciò che sono i Los Masadores. Loro adesso ci faranno morire con tutto ciò che sono gli effetti Skype. Già hanno iniziato con qualche effetto. Lasciatemi subito dire che ricordo a tutti voi, cari telespettatori, ma soprattutto ragazzi che ci state seguendo in questo momento in streaming, che diretta streaming per domande o per saluti è proprio questo l'indirizzo: www.gruppotv7.com/vertigo. Non perdetevi poi la replica, quindi sul canale numero 12 questa sera alle 23:30. Mi state distraendo un casino perché vedo tutti gli effetti che state realizzando con Skype. Bene, allora ragazzi, ciao e ben arrivati. Partiamo subito con insomma qualche nozione per chi non vi dovesse conoscere. Chi sono i Los Masadores? Beh, diciamo a chi non ci conosce, beati loro. Continuino questa strada, per favore. Che... No, vai. Niente, noi siamo una boy band afro. Tipo i Take That, come si diceva una volta, sì. No? Classica boy band? Una boy band di quelle anni 90, vecchio stampo. Classica proprio. Quelle che fanno rock. Siamo originali della Basilicata, da come si può dedurre dal nostro... Dall'accento, esatto, sì. Dall'accento si capisce subito. Sì, a parte Dimitri che è calabrese, comunque siamo tutti bene o male lucani. E la nostra specialità sono le lasagne. Certo, io sprono naturalmente tutte le persone che ci stanno seguendo, e so che sono già tante, a scrivere domande, saluti, mi raccomando www.gruppotv7.com/vertigo. Mi fate fare una cosa, vi chiedo subito un regalo. Voi siete un gruppo di musicisti, quindi mi intonate per favore un tanti auguri? Me lo faccio da solo. Voi mi fate il correttino per favore. 3, 2, 1. Tanti auguri a te. Mamma mia, grazie, grazie, bellissimo. Ecco. Penso che questa sia la canzone di auguri, insomma, più riuscita, più bella. Ed ecco qua, come dite voi, le pastine. Mi sono un po' pentito, devo dire, di avervi chiesto questa cosa. Allora ragazzi, vi ho introdotto velocemente come la band più fuori del momento sicuramente qui nel Triveneto, e voglio subito lanciare un vostro video. Ok? Siamo pronti? Eccovi il video. Vai, eccolo che arriva. Lo commentiamo insieme, ce lo gustiamo e lo commentiamo. Nel frattempo, Tony Verardo, ma Luca Giacomazzi, quanto sebeo Luca Giacomazzi. Beo. Un saluto a Tony Verardo. Allora ragazzi, come parte insomma l'idea di un gruppo così originale, così fuori, come continuo a dire? Voi unite ciò che è il dialetto anche alla comicità e a video veramente fuori dalle righe. Prego. Puoi ripetere la domanda? La domanda è: come nasce tutto questo? Vai. Beh, questo nasce una notte d'agosto, mentre stavamo organizzando una rapina alla filiale della Cassa dei Risparmi. Sì, alla fine abbiamo detto no dai, forse è meglio se facciamo un gruppo musicale questa volta.
Allora mi ha raffinato gli strumenti e abbiamo fatto un gruppo musicale. Come nascono però le idee di questi video così fuori dalle righe, così assurdi, insomma, divertenti? Solitamente in bagno. In bagno, sì. In bagno, in bagno. Va bene. Bagno. Io ho avuto anche Jeep delle Iene che mi ha regalato questo collegamento dal bagno, quindi posso capire che la comicità oggigiorno passa per il bagno. Sì, 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 passa per quel buco lì proprio. Ok, abbiamo il nostro fedelissimo Samu Milan 82, auguri grande Emiliano, sei un mito, ti ringrazio Samu per l'affetto. Hai sentito che coro incredibile che mi hanno regalato anche i Los Masadores. Ragazzi, ieri parlavo con i Never Seen di ciò che è il panorama musicale italiano. Io lamentavo un pochino, insomma, il fatto del predominio delle major che decidono e dettano. Per quanto vi riguarda non credo sia così. Voi unite ciò che è la tradizione al divertimento, giusto? E vi fate un po' gli affari vostri. Bravo, bravo. Non proprio, affari non è la parola magari giusta, ci facciamo proprio i nostri. Mi sono censurato da solo. Ti ringrazio. Senti, nei vostri video e pian pianino andremo a gustarceli, c'è un sacco di, io dico di costumeria, di roba scenica. Dove nasce, dove trovate tutto questo? Beh, qui soldi si trova tutto. Viva la schiettezza. Sì, no. No, poi ci sono le patatine, le merendine, dentro le merendine troviamo un po' di cose, poi... Sì, sai com'è. Io vedo gli altri che sono in fermo immagine. No, lo chiedo io, pronto se ci siete. Vedo gli altri che sono in fermo immagine. Ci sono? Ci siamo. Fatemi sentire anche un po' le vostre opinioni in modo da sentire tutte e tre. Beh, ma io penso che tutto sommato, anche nonostante avessimo, alla fine abbiamo raggiunto il percorso. Sì, poi l'acqua pubblica insomma è privata. Anche perché nonostante noi alla fine dopo quindi a sto punto e poi e dopo sì, però è anche vero che non puoi mantenere, quindi a quel punto nel senso che se non puoi ad un certo punto ti devi far da parte e quindi devi accettare il compromesso, e comunque merda ovunque. Cioè qua adesso non ho gli effetti per mettere, sai, i punti di domanda del tipo che cacchio stanno dicendo, però comunque io cerco di seguirvi lo stesso. È già arrivato Babbo Natale in anticipo. Allora ragazzi, dai, seriamente parlatemi un po' del vostro progetto. Mi avete detto è nato una sera in bagno, però insomma siete un gruppo di amici, ditemi almeno questo. Come trovate accordo per ciò che dovete realizzare? Magari uno ha un'idea, magari uno ne ha un'altra, no, facciamo così, facciamo colà. Noi siamo sostanzialmente un gruppo di amici. Abbiamo cominciato a suonare a matrimoni, come penso la maggior parte di gruppi più o meno, ma alla fine il salto di qualità dopo 3-4 anni di musica in realtà è rimasto sempre lo stesso. Mauro, ma questa cosa ti fa piacere? Anche un Gigi D'Alessio ha iniziato con i matrimoni. La prendi come una cosa da dire in giro o anche no? Beh, se poi alla fine mi fidanzo con una come Anna Tatangelo, ci può anche stare. Ok, va bene, allora continuate a dirlo in giro che avete iniziato anche voi con i matrimoni. Scusa se ti ho interrotto, vai pure avanti. Guarda che noi la dignità l'abbiamo persa parecchi anni fa. Quindi... Perché dici così? Allora, se io dovessi dire insomma una cosa come Flash, non conoscendo magari d'impatto, no? Io adesso accendo lo streaming, vi vedo, dico, ah però mi ricorda un pochino magari Elio e le storie tese. Di dignità, visto che si parla di grande comunque musica e conoscenza dello strumento, se uno ha orecchio, se uno se ne intende, capisce che comunque la dignità non passa dal fatto di avere indosso o no una parrucca, ma dal fatto comunque di sapersi divertire e, come dicevate voi prima, anche fare cash, quindi soldi. Nel frattempo
Tony Verardo chiede e Fausto, quindi di cosa ne pensate anche di Fausto? A voi quindi rispondere per il paragone che vi ho detto della dignità o no, insomma. A voi. Prego, ci siete ragazzi, mi sentite? Ragazzi, mi sentite? Sì, adesso sì. Ok, perché sapete che Skype è un po'... oggi non funziona troppo. Appunto vi ho un po' accomunato così come paragonati come impatto visivo magari a Elio e le Storie Tese, che sono un gruppo di grandi musicisti, sanno quello che fanno. Quindi dicevo, la dignità non passa dal fatto di divertirsi, mettersi una parrucca o no, ma dal fatto di essere comunque grandi artisti in generale. A voi la risposta? Oddio, grandi artisti proprio no. Grandi idioti sì, volentieri, grazie. Beh ragazzi, voi fate i modesti, ma so che sabato, se non sbaglio, andrete a far parte di è sabato o 29, insomma, un evento che non premia tutti i primi festi che arrivano, giusto? Non ne sappiamo niente. Non ne sappiamo niente, se puoi aggiornarci volentieri. Io sapevo di una vostra data, insomma, una vostra presenza a fine settimana. Quelli sono i Rumatera. No, ma so anche di voi, mi è stato detto, no? Ma dove? Ma penso proprio dalle vostre parti anche. No, non facciamo queste cose noi. Va bene, quindi non fate parte di eventi particolari. Le vostre date sono vostre date. 20 e 30. E 20 e 30. Alle 20:30. Mi rispondete nel frattempo appunto alla questione dai, senza essere troppo umili, al fatto della dignità e del divertirsi, che comunque porta qualità in un periodo un po' così. Ma se noi la pensiamo così, perché dobbiamo darti un'altra risposta? No, mi piace il fatto della risposta, esatto, cioè il fatto, ok, c'è umiltà nelle vostre parole, però io invece cerco di darvi indietro, cioè di dirvi, caspita, siete forti, siete bravi, e figo anche il fatto che voi siete riusciti a realizzarla questa cosa. Sì, dai. Noi siamo così, nel senso... Siamo fatti così. Siamo fatti così. Come la sigla del corpo umano. Esattamente. Siamo fatti così. Esatto, quindi ci viene un po' spontaneo, hai capito? Non è che facciamo fatica a essere così, si può dire testicoli. È stato detto. Già che dici questa parola, mettete anche il vostro like nella nostra pagina social. Mi raccomando, questo serve per rimanere sempre in contatto e sapere, mi rivolgo a chi ci sta seguendo, quello che combiniamo quotidianamente, quindi tutti gli eventi che riusciamo a realizzare, anche quelli delle 20:30, come dicevate poc'anzi, che sono i più importanti secondo me. Sì, ci sono gli eventi, anche gli 20:30. Esatto. E anche gli eventi atmosferici. Ecco. Ragazzi, c'è il domandone marzulliano che mi viene sempre quando vedo logicamente questo entusiasmo. Ma dove volete arrivare? Divertimento puro e... Sanremo. Sanremo. Comincia per la F. Fortuna, sicuramente quello, ho capito giusto, no? Finisce per la I. Però qualcuno ha detto anche Sanremo. Sì, devo andarci in gita a maggio e insomma spero sia una bella gita. Deve portare la famiglia. Devo portare la famiglia. Ho capito. Ragazzi, sul palco però vi vedo un po' più scatenati, e qua non lo so cos'è, cosa non è. Dai, vi voglio più carichi e continuiamo con un altro vostro video. Non possiamo urlare, c'è mio papà a letto. Se me lo dicevi capivo anche il motivo. Vai con il video. Eccolo che arriva. Adamo ed Ivo. Qui mi dovete regalare anche qualche backstage, come è nata l'idea, perché è veramente originale. Devo rispondere? Yes, volendo o Stai pagando. mandando il video. Eccolo che arriva, lo vedete il video? È già in onda? Noi non lo vediamo invece. Beh, comunque dovreste conoscerlo, quindi è Adamo ed Ivo. Come nasce l'idea di questo video? Allora il video nasce ovviamente correlato alla canzone. Yes, no? Thank you. Questa è buona. Cosa più naturale. E
fa conto che noi avevamo poco tempo a disposizione per girare questo video, no? Una mattina. E il nostro amico Dimitri Trinca, che è qui presente insieme a noi, aveva portato le tutte sbagliate. Ti seguo. Ma le ha portate tutte sbagliate. Tutte. Tutte le tute sbagliate. E quindi c'è in realtà una fetta di video che alla fine non abbiamo mai pubblicato, dove lo giriamo interamente nudi. Ah, ho capito, quindi c'è un inedito che sicuramente fa gola alle fan e non solo. Il video è stato girato in 10 minuti. 10 minuti per la realizzazione di questo video, non ci credo. La pioggia. Perché le ha portate in ritardo, hai capito? Ma non ci credo, ma neanche se fossi stato presente. No, scherzi a parte, comunque è stato girato in pochissimo tempo con condizioni meteorologiche pessime e soprattutto c'erano un casino di merda e di gatto dappertutto. Di cane. Questo infastidisce. La pioggia si vede, il tempo si vede, ok, però comunque il video è riuscitissimo. Le abbiamo pestate tutte, credimi. Questo porterà a quella parola di prima, no? Fortuna. Fortuna. Che stavate cercando, tanta fortuna. Raga, per i testi come nascono invece i testi? Adesso non mi dite con un foglio e una penna, però... No, nascono sempre in bagno. Sempre in bagno, sempre lì. Sì, Questa è una costante. È importantissimo, perché noi lavoriamo con... E a caso, ognuno può portare il testo che vuole, il tema che vuole, e dopo lo si elabora. Ognuno porta un'idea, poi viene votato alla Camera, viene votato al Senato, si fregano gli emendamenti, sì, sai come al solito. Sì, ne ho sentito parlare. Ne ho sentito parlare. E poi si vota anche la decadenza, noi l'abbiamo già fatto, quindi... E come da buona tradizione italiana, se fa abbastanza schifo lo passiamo. Lo passate. O se qualcuno magari allunga la mazzetta magari passa. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che è brutto per noi. Quindi tutto ciò che è trash per voi è il top? Sì. Siamo Ragazzi, amanti del cattivo gusto. Siamo tornati naturalmente in diretta streaming, non c'è più in onda il vostro video, ve lo dico perché magari non riuscite a seguire anche voi, per fortuna, dite voi. Voglio chiedervi però una cosa, spesso si ha una base per quanto concerne la partenza stilistica musicale, per quanto vi riguarda preferenze? L'arancione. Per gli altri due? Latte menta. No, sinceramente noi siamo abbastanza onnivori e tolleranti per qualsiasi genere. Quindi non lo so, io sento ad esempio una base ska sotto, quindi potrebbe essere un mondo che vi può interessare, vi può piacere, oppure contaminazioni da altro? Sì, un po' di tutto, musica araba, musica zingara, musica polare, diciamo siamo un buon minestrone. Ragazzi, nel frattempo abbiamo il famosissimo Bruce Candolo per gli amici, che dice: che forti los, te passi d'ore. Anche 2 ore e un quarto se vuoi. Sì. Siamo fermati a fare un quarto d'ora straordinario. Ma siete scappati dal lavoro? Vi ho obbligato comunque a essere presenti? Eravate al lavoro o? Sì. Ecco, Siamo tuttora al lavoro. Spero che i vostri datori di lavoro insomma ci siano. Stiamo lavorando per voi. Allora, dopodiché arriva un'altra, Los Masadores, che schifo, siete insopportabili. No, bravo, chiunque tu sia. Finalmente qualcuno che capisce di schietto, diretto proprio, è arrivato sto messaggio, ma no, ma sarà sicuramente per ridere. Ragazzi, progetti, parliamo anche di questo, progetti per il futuro, quindi date, concerti, visto che io ho fatto la gaffa ed ero poco informato, voglio recuperare dando a voi la possibilità di pubblicizzarvi un attimo, prego. Beh, progetti, tra un po' nasce la figlia di Dimitri, Mauro si sta facendo la casa, quindi
questi sono i nostri progetti. Dal punto di vista musicale ci siamo sciolti una settimana fa. Questa è una brutta notizia che magari i vostri fan in questo momento apprendono, è un colpo duro, lo so, già c'è la crisi, in più questa cosa del scioglimento dei Los Matadores. Mettete comunque sempre un vostro like, vi prego, nella nostra pagina. Ritorneremo l'anno prossimo. Non per il fine settimana? No, l'anno prossimo. La prossima estate ritorneremo, riformeremo un altro gruppo, i Gelati, e ci scioglieremo anche post inverno, lo capisco, è un nome azzeccatissimo. Mauro, ti vedo, non lo so, vuoi le mani non so dove o stai scrivendo di tutto di più? Metti le mani bene in vista, per favore. Nel frattempo, sempre il famoso e misteriosissimo Los Matadores dice: mi date un fastidio, guarda. Sì. Lo capiamo. Lo capite. Dà fastidio anche a me, insomma. Raga, produzione video, allora, visto dopo lo scioglimento, come si fa, insomma? Cioè, rimarranno in YouTube ciò che sono i vostri video per la storia, per secoli. Almeno questo ce l'avete lasciato e noi vi ringraziamo un sacco per questa eredità. Anche su YouPorn ce ne sono un po'. Non avevo dubbi, sicuramente poi di Dimitri anche. Abbiamo mascherato i nomi. Io mi chiamo Andrea Bosa, lui sono i nomi abbiamo mascherato. Così tutti... non vi riconoscono, bravissimi. Cosa lo riconosci subito? Naso lungo e capelli sugli occhi. Esatto. un tempo c'era anche la cosa di fatto che Superman con gli occhiali si camuffava e voi invece con naso lungo e capelli lunghi. Va bene, sempre Los Matadores, guarda, appare. Bosa, hai un ombelico carinissimo, molto sexy. È vero. Nel frattempo... Sono stato eletto Miss Ombelico nel 2010. Complimenti. Nel frattempo mi piange anche un po' il cuore, perché poi ognuno di noi, insomma, ha una mamma. E la mamma, sapendo che è il mio compleanno, tac, cosa ha deciso di fare? Di chiamarmi in piena diretta e io non ho potuto rispondere perché stavo parlando con voi. Comunque, mamma, grazie degli auguri, so che mi vuoi bene. Ok, proseguiamo invece con... Che carino. Lo so, sono cose che condivido con voi. Vado con un altro video, godiamocelo. Vai con Vasco, gli spari sopra. Niley! No, scelgo Niley. Ah, ok, no, meglio Vasco. Era meglio, sì. Siete dei bei porseoti, comunque, vi viene detto questo, sempre dalla chat. Sempre il misterioso Los Matadores, sì. Sì, sempre quei commenti eleganti che a noi ci fanno molto piacere. Ma scusa, siccome noi non vediamo, puoi commentare tu, per favore? È tutto bello, è tutto molto bello. A che scena siamo arrivati? Siamo arrivati alla scena del famoso texano e qui c'è il balletto, siete un po' everywhere nel vostro territorio. In stazione, sotto casa. Aspetta che Mauro ha ricevuto una chiamata di auguri da tua mamma. Davvero? Caspita. Beh, si sa. Federica Granello, siete la mia medicina. Nessuno come voi mi fa star così bene. Federica. Sì, però siamo una supposta. O leuchissina, dipende da... Questo lo dovete decidere voi insieme a Federica Granello. Federica, dici un po' che tipo di medicina vuoi che siano i Los Matadores. Chiara 86, ma è vero che vi lasciate? No, vi prego. Caspita, c'è rimasta, vedi, è un brutto colpo per i vostri fan. Ma non sai che non può piovere per sempre. Cioè non c'è nulla che duri per sempre, giusto? Tranne Dimitri su YouPorn. Noi non riusciamo a vederti. Ma non ti preoccupare, non ti perdi niente, ok? Comunque noi seguiamo il vostro video attentamente. Invece prima però che ti vedevo non sei niente male. Ti ringrazio, a me sono sempre piaciuti i buon gustai e so che voi lo siete. Grazie. Casomai poi ci scambiamo il numero di telefono. Ok, e poi sai dove trovarmi, sono ogni giorno in streaming dalle 14 alle 15.
Vi ricordo che poi diventerà il nostro momento sempre più hot, rovente con le ragazze di Rosso Limone, mi raccomando. Però non vedo arrivare, io sto tenendo d'occhio, non vedo arrivare i like nella nostra pagina social. Chiara86 oppure Federica, cliccate un bel like. Nel frattempo salutami i Norcini del Rock, io sono Albume, la famosa vostra fan numero 1, un ciao da Felette. Felette. Yes, Felette. Fetelle. Ciao da Felette. Federica Granello, no, la supposta no, la medicina dell'allegria. Bene, ma se lei ha un granello di sale in testa, forse non direbbe queste cose. Ogni tanto Skype ci abbandona, meno male abbiamo il vostro video, ecco che siete ritornati. Vai con ciò che sono la chat, quindi i messaggi, www.gruppotv7.com/vertigo, e non perdetevi la replica imperdibile, visto insomma il ritmo e le battute veramente a fumicotone. Quindi in replica questa sera alle 23:30, TV7 Triveneta, canale numero 12. Devo salutare anche Chiara Ferronato, grazie Chiara Ferronato, sempre bruscandolo dice. Questo è difficile, mamma mia. Mitrica, insomma, è difficile. Sarà per... Scioglilingua, esatto, è uno scioglilingua, la vedo dura. Miti trica. Bravo. Grazie ragazzi. Ce la metto tutta, Pian pianino ti facciamo parlare il nostro dialetto lucano. Allora, eccoci qua, siamo tornati in onda. Io però non vi vedo. Non importa. Perché forse avete la web spenta, ragazzi. Nel frattempo, Angela Ceciliato, caspita, sono tutte donne però. Oh, ragazzi. Vedevo anche la Merkel. Un po' di... No, la Merkel no, è impegnata. Dopo anni che suonate insieme... Dicevo, dopo anni che suonate insieme, com'è ad oggi il vostro rapporto con la specie suina? È sempre un amore e odio nei confronti del maiale. Come mai questa cosa col maiale però, insomma, vedi la chat se la chiede, ecco che siete tornati, voilà, per ma fortuna sai, perché fondamentalmente il maiale è, come si può dire, l'elemento principale del nostro territorio, cioè la tradizione veneta si sposa benissimo col maiale. E quindi da lì la scelta del nome, appunto... L'elemento fondante. L'elemento fondante è quello. Federica Granello, ma va la bossa! Federica Granello, sempre siete mitici. E Bruschetta, Voc and Vol. Sarebbe rock and roll, un po' storpiato, detta alla vostra, giusto? Sì. Sì. Oh Mauri, Areo... Comunque stai facendo una fatica. Una fatica che la metà basta, ragazzi. Ma si sa, chi mi conosce sa che mi son foresto e quindi insomma quello che arriva cerco di storpiarlo alla mia o di leggerlo come riesco. Se mi date anche una mano, però siete bastardi dentro voi tre, No, devi imparare, noi siamo molto severi. Lo sapete però... Sai che ti troverai bene con noi, lo so. Con la nostra severità. Una volta entrato nel vostro cuore, insomma, sono uno di voi. Allora, lo so. Nel cuore, mi raccomando, non nel cuore. Per altri argomenti dopo, con Rosso Limone. Ieri abbiamo toccato anche un tema molto piccante, quindi vediamo oggi cosa andiamo a fare. Allora, ragazzi... Sei grattato gli occhi dopo? Non ho capito. Dopo aver toccato l'argomento piccante, ti sei toccato gli occhi? Come sempre. Ragazzi, io vado con voi, vado sul sicuro, insomma, si parla di comicità. Non ho ancora ricordato che se volete far parte della nostra famiglia e stiamo cercando degli inviati nuovi, basta offrire il vostro obolo, quindi il vostro videoprovino a palinsesti@triveneta.tv oppure partner@gruppotv7.com oppure in Facebook, perché noi stiamo cercando nuovi inviati. Mi raccomando, datevi da fare. E adesso abbiamo il numero 1 degli inviati, il nostro Grav. Eccolo che arriva con un qualcosa di veramente particolare.
Ciao Emilianissimo e grazie per la linea. Allora, oggi ci troviamo a Stoccolma in Svezia per una scoop che è visibilissimo. Allora, come vedi, siamo a casa del signor Erik Eriksson. Buonasera signor Erik Eriksson. Siamo qua per intervistare il signor Erik Eriksson? No. Siamo qua per intervistare l'uomo invisibile. Allora, buonasera signor uomo invisibile. No, ma non sono lì, sono qui. No, scusi, no, non ho capito. Dove? Qua? Non lì, qui. No. Scusi, qui dove? Qui dove? Non capisco. Forse lì? Le ho detto che sono qui. Ah, neanche. Sono qui, le ho detto. Non capisco qui, abbia pazienza, è forse qua? Oh, sono qui. No. Forse è lì? Non sono lì, sono qui. Scusi, abbia pazienza, ma non capisco. Qui dove? Qui è un po' Oh, generico. la smetta, sono qui. Ma no, ma non si arrabbi. Adesso me ne vado. Ma no, ma non se ne vada. Claudio. Se n'è andato. Niente Emiliano, che dire. Un altro flop di servizio. Qui da casa del signor Erik Eriksson è tutto. A te la linea in studio. Grazie Grav, secondo me invece è un grande successo, comunque vada, comunque sia, è sempre un grande successo. Allora ragazzi, fioccano nel frattempo tanti altri messaggi per voi. Chiara86 mi ha cazziato, mi ha detto Chiara Farronato e no Ferronato, ti chiedo scusa Chiara, non mi cazziate, oggi è il mio compleanno. E dice, ero l'ultima sera a Brensavido, ero in prima fila con un cartellone enorme, vi ricordate adesso? Bressanvido, non Bressavido. Brensavido, ragazzi, da me c'è Casal Non Pusterlengo. stai studiando, non ti Como, stai Como, Varese è un po' più facile. Non me ne voglia Brensavido. Che cacchio di nome. Dopodiché, Gio Trinca, guarda che tre facce da cueo. Dite a Dimitri che è un impostore. Giorgio Trinca. Dopodiché abbiamo Denise Riato. Dice che fate l'ultimo dell'anno? Che fate? Perché lei si deve organizzare. L'ultimo dell'anno faremo, beh, innanzitutto messa quella delle 18. Sì. Poi facciamo il cenone e poi spariamo, Forse anche la pericena. facciamo un po' di apericena. Raga, non so se vi siete accorti che nel frattempo Giacomazzi Luca è apparso in Skype. Ma dai. Sul serio? Non lo so. Sorpresissima, sorpresissima. E Ciao. poi, Ciao. e poi, Ciao. poi esplodiamo i petardi. Esatto. Bello, figata, un seratone che non posso perdere. Sì. Luca, mi senti? Sì. Sembri però un Sì. rapinatore così, sei appena uscito da un cavò. È un rapinatore. No, mi sono appena svegliato dal divano. Ah, però, bella vita, Ti sento senti? più. Ho detto Adesso bella sì. vita. Luca, ho detto bella vita. Mi sono svegliato alle 4:30 stamattina. Ah, ok, allora ritiro tutto. Ne so qualcosa perché un Esatto. tempo conducevo un programma dalle 7 alle 10 del mattino, quindi toccava anche a me quell'orario per preparare tutto e alzarmi. Nel Io frattempo... invece conduco il camion. Bene, sempre conduzione, giusto? L'importante, come si dice oggigiorno, è Laura. Dissi, Esatto. saluti al signor Giovanni, Mark Tondella, quante pere Paco e Gio Trinca, che fate l'ultimo dell'anno così mi organizzo per fare altro. Beh, insomma, la risposta è già arrivata anche. Tu cosa fai a Capodanno? E tu cosa fai? Io ragazzi sono insieme a Gianni Dego per un grande festone. Volete partecipare? Non ho capito la risposta. Dove? Non ho capito. Dove? Ah beh, ma naturalmente ora che l'ho scoperto sarò a Brensavido. A Brensavido. Sarò insieme a Braveheart a Brensavido, ok? Ok. Mi raccomando, vi voglio numerosissimi. Ok ragazzi, vi vedo un po' lì in stallo, non so cosa stia succedendo, vi vorrei un po' più interattivi, forse la tecnologia... prego Luca, vai. Io non capisco come funzioni questa cosa, perché ho Skype aperto e sento tutto in ritardo sulla diretta streaming. Devo chiudere il sito per caso?
No, no, tu vai così, non ti preoccupare, però se chiudi il sito Ok. magari ti aiuta e senti solo Luca, l'audio di Sky. Abbassa il televisore, altrimenti in diretta si sente il giorno. E anche la radio, e anche la radio. Basta la radio. Allora, Basta anche le... adesso Dimmi, c'è dimmi. un ciao Luca da Chiara86. Come va? Io Ciao. bene, grazie per la bella giornata alla Fiera dei sai che Luca Cavalli. piacciono i cavalli. Sì, vedi che c'è scritto alla Fiera dei Cavalli a Verona. Ciao Chiara e Alessia. E quella del regalino, Alessia è quella del regalino, dice. Io sto leggendo tutto in real time, mi state veramente facendo sudare, ma mi piace sta cosa. I Los in concerto all'ultimo dell'anno, sempre Sì. bruschetta. Io andrei a vedere un concerto classico, magari Wagner, vedi, arrivano anche le ideazze. Mi raccomando, tutti coloro che sono in questo momento all'ascolto, un bel like nella nostra pagina social TV7 Vertigo. Dai, oggi è il mio compleanno, fatemi almeno questo regalo. Prego ragazzi, a voi rimando sempre il ricordo che in streaming, quindi ci trovate qui, www.gruppotv7.com/Vertigo per i saluti, mentre i nostri amici logicamente stanno continuando a sperimentare tutte le app di Skype. Io Giacomo non Mazzi, sono così invece, tecnologico, però adesso ci provo anch'io. però vedo che tu stai regalando alle fan pian pianino uno spogliarello. Perché qui ai Caraibi fa molto caldo. Ci ha raggiunto anche Sonia Borin, mio nipote. Mio nipote di 2 anni balla la Queo Dance e canta Tite si Angeo a manetta. Secondo voi viene su bene? manetta. Sonia. Manetta. La manetta. A manetta? Come devo dire ragazzi? A manetta? La manetta. A manetta? Ciao. Allora, rispondiamo però a Sonia Borin. Ho visto grande festa e poi insomma una risposta. Viene su bene sto bambino? Vai, trinca. Certo che sì. Trinca. E allora, adesso ci No, godiamo. non viene su bene. Come no? Io lo sto curando a dosi di cortisone e cose varie perché canta le nostre canzoni. Allora devo un attimino rivederlo. Lo manderò anche in visita dal dottore. Insomma, ecco, gli farà 2 domande, ecco. Sempre Gio Trinca. Luca, se a Capodanno suoni e non sei a casa, non ti preoccupare. La Licia la controllo io. Sì, bravo. Grande Gio Trinca. Grande, Gio il Trinca. misterioso Volevo- Gio Trinca. Volevo Sì. farti vedere che è vero che sono appassionato di cavalli, vedi? Ma io mi Questo sono fido, io. ragazzi, ma io mi fido. No, qua, dove sono qua? Questo E quella è questo è il Chiara? cavallo. Ah, non è E- Chiara. Questo è il cavallo, capisci? Chiara, sto scherzando, non te ne avere, sto solo scherzando. Sì, sì. Ma tu, Rispondo io, Luca, ma non so perché. Luca, Sì, ma sei appassionato o hai anche il cavallo? sì, no, sono allevatore di cavalli, sì. Sei Ah, allevatore scusa, di cavalli. volevo farti vedere che anch'io sono appassionato di palchetti. Questa a tavola è un palchetto, il retro, il fronte del palchetto, la lunghezza. Perfetto. Ah. Thank you. Eh? E allora nel frattempo, Viso d'Angelo, per voi che ci seguite. No! Sì, ci va, Sappiate che vi si vede, qualsiasi cosa combinate è sempre in onda. Eccola che arriva. Bene. Ah, pensavo Luca... Ah, ecco, infatti, perfetto. Stavo dicendo, regala sto momento ai fan. Sappi che Platinette avrà apprezzato, Luca. Sì, lo immagino. Beh. Ah, ma noi da qui non sentiamo niente? Beh, comunque i pezzi li conoscete di sicuro, giusto? Viso d'Angelo. Qualcuno mi racconta come nasce l'idea di questo video? Come nasce? Come nasce l'idea di questo video? Di questo video, scusate. Di questo video. Di questo viso. Vai, è stato Luca l'ideatore, quindi passo la palla a Luca. Guarda, nasce come la maggior parte degli altri brani, ossia veramente in bagno, non è una Che battuta. dito! È roba Appunto, vecchia, ma sì. basta Luca. Madonna, non sapevo dove sta in letto. E Nel ora, frattempo, no. Denise Riato. Ah sì, Massa Fighi. Questa l'ho detta bene, dai, premiatemi. Qua ci hai azzeccato. Sì. Massa ovviamente non in senso di massa. Massa, Massa Carrara. Massa Carrara potrebbe essere? sì.
Ok, Esatto. vai Luca, spiegaci un pochino del video. Appunto, non è battuta, nasce in bagno in un pomeriggio di gennaio 2011 circa e beh, non ti dico da dove ho preso ispirazione e niente, è stato scritto questo brano, poi il video nasce come tutti dal mettere insieme... Dal genio del nostro regista. Esatto, Andrea Piccolo, e noi attori contribuiamo comunque in post-produzione ad avere queste merdacce sostanzialmente. Ma c'è allora anche un talento per quanto concerne montaggio, post-produzione, mi hai detto? Io, in quanto a montaggio, me ne intendo, devo dire complimenti, che Luca, complimenti. Il montaggio è fatto e forse proprio a proposito di questo che Denise Riato, che apprezza, dice: Luca, nudo, nudo. Non si soffocare per l'emozione, Luca. Come non associata stanza qua, mi sembra un po' brutto. Senti, no, non vogliamo anche averci a porta. Mark Tondella, saluti da Pozzetto di Venezia. Vedi, questo è facile da dire, Pozzetto di Venezia. Pozzetto. Ce la posso fare. Pozzetto. Pozzetto, da cui logicamente ha preso il nome Renato. Renato, che noi salutiamo. Salutiamolo, lo salutiamo un po' tutti. Grande Renato, so che ci ascolta, insieme a Gianni Dego. Sempre Denise Riato, se Massa Carrara. Ma da dove vento forati? Vabbè, insomma, dall'uovo di Pasqua. Presentati. Parlaci un po' di te. Beh ragazzi, non si è mai visto in nessun format che viene intervistato il conduttore della cosa. Cosa stai tirando fuori tu, Luca? Potrebbe essere una novità. Una novità, esatto, ormai c'è già tutto, si è già visto tutto, potrebbe essere la novità. Dimitri, senza il basso non sei credibile, non sei nessuno, abusivo. Chi è? Gio Trinca? Sempre lui, sempre lui. Maledetto, a casa ti uccido. La cosa però che qualcuno sta per diventare padre, un po' mi spaventa, un po' mi fa piacere. È vera la cosa? Sì. Sì, purtroppo è vera. A fra quanto, insomma, il lieto evento? A fra quanto? Sì, quanto manca? Sì, se tutto va bene. Quanto? 10 giorni. Caspita, 10 giorni, davvero? Sì. Wow. Però se becco il padre giuro che lo ammazzo. Ma io ti capisco su alcune cose, sai. Sonia 74. Ciao figoni, uno meglio dell'altro. Un bacione, siete mitici. Un saluto a Sonia 74, coetanea. Sonia. Sonia e Tania. No, potrebbe essere. Forse è il Sonia cognome. Forse è il cognome, chi può dirlo? Chi può dirlo? Marco Tosello, che baffo da Salvarego che ha Luca. Hai capito, Salvarego. Luca? Cosa vuol dire? Non lo so. Fate voi. A me ormai sì, l'altro giorno mi sono fatto la barba e mi sono fermato al baffo. Il baffo Salvarego. Così. Sì. Ma tu non puoi parlare tra l'altro. Ma se è vero che Matteo si sposa, porca miseria, sempre Sonia 74. Matteo chi? Matteo chi? Ragazzi, Matteo. Ma quante T? Una Sonia, Matteo chi? Sonia, Matteo chi? Dai la risposta. Matteo Teroccoli. No, non credo sia lui, non credo ma sai che così con questo effetto sembri quel film dove loro due vanno a Las Vegas e si fumano l'impossibile? Paura e delirio. Esatto. Paura e delirio con Johnny Depp. Sembri Benicio del Toro. Con Gianni Dego. Con Gianni Dego. Con Johnny Depp e il fantastico Vinicio del Toro. Allora ragazzi, adesso io ho un po' paura. Sai che anche Luca è un toro. Per piacere non parlare di bovini, che ne ho già avuto abbastanza stamattina. Marco Tosello, selvatico. Questo è un altro messaggio sempre per voi, ragazzi. Il tosello selvatico è un buon formaggio. Certo. No, si riferiva al mio baffo forse. Può essere, può essere. Allora ragazzi, io adesso cerco di collegarmi per il momento più hot, no? Vediamo se ce la facciamo.
Nel frattempo, eccolo lì, ricordo sempre i like. Vediamo se riusciamo ad avere anche la nostra Katia Ferrazza. Vediamo un attimo, perché arriva il momento più hot. Se non ce la facciamo, ve lo dico, qualcuno dei due come collegamento lo saluto, senza che si offenda nessuno. Io vi saluto. Vediamo se ce la facciamo. Perché mi stai antipatico. No, ragazzi, non fate così. Già ci avete dato la brutta notizia della No, cosa, che vi sciogliete. Pronto? Ai, come ben sapevo è già caduto il tutto qua. Perché non è facile con Skype. Già oggi eravamo in un sacco di amici. Allora, Katia, dammi solo un istante, ti vedo, grazie per essere qui. Vediamo se riesco però a riavere anche i ragazzi, perché sono troppi. Vediamo un attimo se riesco ad avere... Intanto auguri. Grazie Stella, grazie. Grazie, ti ringrazio veramente di cuore. Vediamo se riesco ad avere... Non perdermi Los Masadores, No, non è facile, tu sai che con Skype è sempre un macello. Vediamo se arrivano, vediamo se arrivano. Vediamo se... Tutta sta fatica per avere i Los Masadores, su. E poi non ci sono neanche. Mauro, ci siete? No, hanno preso paura di me! Hanno preso paura, sono sfuggiti. Mauro, ci siete? Vabbè, li aspettiamo. Li aspettiamo. Allora, nel frattempo do a te pieno schermo, voilà. E di cosa si parla oggi? Del tuo dialetto veneto credo sia ora di parlare, Ragazzi, basta con sto dialetto però, basta! Non se ne può più, Veneto! Dai che ce la facciamo a uscire con una lingua tutti insieme, però le tradizioni sono importanti, sicuramente ammetto che la tradizione è importante, ma per me è una fatica essendo foresto, mamma mia. Ci sto provando, dai, dai, torniamo invece a te, grazie. Nel giorno del tuo compleanno ti facciamo fare queste fatiche. Mamma mia, davvero. Vai. Guarda cosa ti ho portato. Un boa, giusto, un boa constructor. Un po' di piume, sì. Vediamo se indovini anche di che cosa. Aia, qui non riesco ad avere tutti insieme in collegamento, ragazzi. Sei uno sfigato. Lo so, ma non tanto io, qui è Skype che crea il disguido. Altri. Allora, vediamo se riusciamo a chiamare la nostra Katia e a metterla con noi in collegamento. Quindi purtroppo il nostro Giacomazzi lo devo salutare. Vediamo se arriva Katia. Katia, eccola, datemi un attimo di pazienza. Katia con la K o con la P? Tac. Con la la K, con la K. Se le dura oggi, le dura. Oggi è dura, sto chiamando la nostra Katia. Vediamo se arriva. Niente, non arriva. Katia, che fine hai fatto? Eccola, la sto chiamando. Niente ragazzi, non riesco a avere tutti insieme. Katia, ci sei? Io sono sempre qua, non mi muovo. Lo so, però Skype oggi ci sta veramente rovinando un po' la cosa. Allora Katia, lascio a te la parola, poi richiamerò i Massadores. Prego. Sì, io oggi vi volevo parlare di burlesque e per questo mi sono portata il boa di piume. Vi ho evitato la visione del bustino perché non era il caso, anche se con i Los Masadores secondo me ci stava. Sì. Vi ho portato il boa di piume proprio per parlarvi del burlesque. Sta avendo un grandissimo successo, è una cosa fantastica, ci sono sempre più donne che si avvicinano a questa cosa bellissima e noi siamo tanto contente. Beh, questa è una cosa insomma interessantissima, no? Sì. Cioè perché è sempre la base del gioco e del divertimento che noi sponsorizziamo. Tu te la ricordi, vero Gloria, la ragazza di Padova che ha fatto con te qualche... Sì, la ringrazio perché mi ha augurato insomma un buon compleanno e quindi grazie. Che diretta l'anno scorso. Sì, ti ascolto, prego. A Padova. Lei sta organizzando a Padova vari corsi di burlesque e stanno avendo veramente tanto successo. Sì. È proprio bellissimo perché le donne capiscono che per fare burlesque non è che bisogna essere delle pin-up, ma bisogna essere semplicemente felici, perché questa felicità poi si riporta in coppia, perché diventa divertente, perché diventa un gioco anche all'interno
della nostra intimità, anche se in effetti non dobbiamo diventare ballerine, dobbiamo soltanto mettersi in gioco e giocare con il nostro corpo. Beh, questa è una cosa fondamentale. Tu mi vedi un po' distratto perché sto cercando di recuperare anche i nostri amici. Tu non ti preoccupare, io vedo solo una pallina che gira, ma so che ci sei sempre per me. Certo, hai detto bene. Ecco qua, ci sei, ci sei, ci sei. Sto scrivendo un messaggio agli altri amici. Prego. Tu scrivi. Allora, io ti dicevo, no? Non so se hai mai visto uno spettacolo di burlesque. Sì, ho avuto la fortuna perché con la mia trasmissione, non Vertigo ma al passato, avevo invitato al mattino amici, un'amica insomma che realizzava la cosa. Vediamo se adesso ho perso di nuovo la nostra Katia. Mauro, ci siete voi? Sì. Adesso vediamo se riusciamo ad avere anche Katia, Voilà, portate pazienza anche amici che ci state seguendo, ma così è un macello oggi. Katia? Niente, facciamo così ragazzi, vi richiamo per i saluti finali, va bene? Rimanete sempre lì in zona. Come credi? Ecco, richiamo al volo la nostra Katia. Voilà. Portate pazienza, lo sapete, a volte funziona, a volte non funziona. Katia, stiamo cercando di ripristinare un po' il collegamento, ma oggi non ci aiuta. Mannaggia! Metti giù! Io poverina piango. Lo so, stavo dicendo, al mattino venne tempo fa una ragazza proprio in una trasmissione che conducevo, TV7 alle 7, sì, e ci regalò insomma questo momento. Sì, è molto 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 carino, diventa uno spogliarello, però fatto in maniera divertente, quindi non è prettamente erotico come può essere uno spogliarello, ma è molto divertente, molto molto femminile, e in più si imparano delle movenze nuove sì, che riportate ovviamente nella coppia diventano tanto giocose, perché apparire in camera con col body piume, magari con i copricapezzoli che girano, che adesso non te li faccio vedere, ma diventa veramente una cosa... È un peccato, visto che è il mio compleanno, potevi insomma una volta osare. Vabbè, adesso non si può... Io avevo portato... Scherzo, dai, scherzo. Il maiale dei Lost ti avevo portato, ma non riesco a vederli. Non si riesce a fare il collegamento insieme, sai, a volte la sfortuna. Vai. Non fa niente. La Katia è l'amica della Ketty, Sonia74, ti hanno riconosciuta. Sì, perché c'è la canzone, infatti me la cantano tutti spesso e volentieri la canzone dei Lost. Grande. Vai, che il tempo fugge, prego. Allora, noi durante le nostre serate, quando presentiamo Rosso Limone e parliamo di femminilità, sì, portiamo tutta una serie di prodotti e di accessori, vedi i corsetti, vedi tutte queste cose qua, e in molte ci chiedono come poterli usare, visto che magari non sono abituate a un tipo di abbigliamento così divertente. Ecco, il burlesque è una maniera come un'altra per poter imparare ad essere molto più femminili, ad usare piume, ad usare i corsetti del burlesque, ad usare i guanti lunghi, ad usare tantissime altre cose in maniera spensierata e sciolta, e soprattutto se si fanno dei corsi, quindi con delle insegnanti che ti insegnano, impari anche delle posture, impari anche delle posizioni nuove o come porti in maniera diversa. Senti, mi chiedono, cioè sempre Sonia74 che dice, ma a vero si sciolgono? Si sciolgono. Nel frattempo Denise Riato è preoccupata per il fatto che sono preoccupati se si lasciano davvero o no i LOS, ma assolutamente no, era una sciocchezza. Ma sì che si sciolgono, è inverno, l'hanno detto anche loro, come i gelati si sciolgono. Li riavremo a primavera, avanti, non preoccupatevi. Marco Tosello dice si mollano come le scoregge, altro che. È tornato Gio Trinca all'attacco per l'OS, ma allora è vero che a primavera con i primi caldi vi sciogliete? Per Mauro, quando è che ci troviamo per bere assieme un Spritfire? Per Bosa, Linda ti saluta. Per Dimitri, mi hai fatto il bonifico? Dimitri bonifico anche per mi, grazie. Prego Katia, scusa se ti interrompo.
No, figurati, la prossima volta che vengo a vedere un concerto dei Los, a parte che a Belluno non verranno mai più, perché non lo so se te l'hanno raccontato, hanno fatto 2 tappe bellunesi sotto un tempo terrificante, quindi credo che so che sono stati chiamati anche in Africa grazie al fatto che viene giù la pioggia quando arrivano loro. È così, infatti. Potrei quasi quasi la prossima volta che vado a vedere un concerto mettermi anch'io le piume da burlesque e andare sul palco a farglielo vedere direttamente. Se poi vieni anche tu. Caspita, non vedo l'ora di questo appuntamento. Dai, vieni anche tu con noi, che così Vai ci con i divertiamo. like, mettete un sacco di like, ragazzi. Andate nella nostra pagina Facebook e lasciateci il vostro like, così da non perdere questi momenti e soprattutto sapere quali altri ne combiniamo. Bon, grazie, meno male. Questa è la risposta per Denise Riato, quindi si lasciano solo per l'inverno ma poi tornano. Era solo uno scherzo, quindi. Ok, a te la parola, voilà. Allora, cosa dirti di più? Oggi mi fai perdere il filo. Cosa dirti di più dell'argomento di oggi? Io volevo parlarti tanto di sensualità e di seduzione, ma i nostri compagni di viaggio... La vedo dura. Ti saluta anche Samu Milan. Katia, come stai tesoro? Ti voglio bene, Samu. Ma vedi come mi amano a me a stare qua con te? Vedi come sono fortunata? Beh, è reciproca la cosa. Mi sa che mio marito prima o poi si arrabbia, Beh, soprattutto dopo aver promesso che vai con il copricapezzolo e burlesque sul palco. Sì, dai Los Masadores, figurati. Esatto. Allora, io volevo parlarti tanto di seduzione femminile. A me piace, io sono bella così come mi vedi, quindi non proprio una top model. Beh, però dipende sempre dai punti di vista. Ti assicuro però che la femminilità esce in tutte le donne. Quando noi ci sentiamo belle, quando noi ci sentiamo centrate nella nostra femminilità, quando noi riconosciamo la donna che è dentro di noi, riusciamo a farlo trapelare questa cosa, a farla uscire, e quindi la seduzione non è tanto la perfezione, che come dice sempre Laura, la perfezione è noiosa, quanto la seduzione che ti senti dentro e che riesci ad esprimere fuori. Il burlesque è un buon metodo per imparare ad essere seducenti, di sicuro. Grande. Senti, io spero di non offenderti, manca veramente un minutino neanche, voglio salutare e ringraziare te e anche i Los Masadores. Quindi provo adesso di nuovo con sto Skype a ricontattarli. Ti mando un bacione e continuiamo questo discorso, promesso, anche più in là e magari in maniera anche un po' più piccantina, giusto? Ciao! Anche perché c'è la chat rovente che vuole salutare all'ultimo ancora i Los. Ok, ciao e thank you, grazie di cuore. Vediamo se riesco di nuovo a ricollegarmi con i Los Masadores, vediamo, ecco qua, tac, li sto chiamando come da promessa. Vediamo se di nuovo riusciamo ad averli in collegamento. Nel frattempo vi ricordo che noi torniamo domani dalle 14 alle 15. Ecco che sta girando. Ce l'abbiamo fatta. Ciao ragazzi, vi chiedo scusa, ma non è dipeso da noi di Vertigo, ma da Skype. Grazie per essere stati lì ad attenderci. Nel frattempo una foresta intorno a voi, una foresta spettrale. Allora, devo salutare anche Denise Riato, Sonia74, tutti gli amici, insomma, il famoso Gio Trinca, Marco Tosello, Chiara86 e tutti gli altri amici che ci hanno veramente riempito la chat di saluti, messaggi e di divertimento, ma soprattutto voi. Ragazzi, adesso seriamente, se riuscite a darci qualche appuntamento per seguirvi, quindi qualche vostro evento futuro, una data. Beh, domani vado a prendere il pane verso le 10, 10 e mezza. Dove? Verso le 11 vado al supermercato, se volete seguirmi. Dove però? Devi essere più preciso, non si può dire vado a prendere il pane. C'è un sacco di gente che panifica. Al panificio Bosa Rise Pio Decimo. Oh, ciao a questo panificio. Dai, seriamente, riuscite a dirmi una data? È per voi, ragazzi. Adesso se no devo andare nel vostro sito a trovarle. Dimmi. Il 13 dicembre al New Age di Roncade. E poi dell'anno suoniamo a Sbadini di Cittadella. Ok, date da ricordare.
che si trovano comunque per gli smemorati nel vostro sito ufficiale. Che è? www, l'indirizzo è? www.rumatera.it. Perfetto, un saluto anche al Bullo, ma soprattutto, visto che è il mio compleanno, a Lady Poison. No, ciao. Allora ragazzi, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, saluto anche il buon Luca Giacomazzi che purtroppo l'abbiamo scartato nel tentativo di chat. Grazie a tutti los Massadores e soprattutto ai vostri fan per averci seguito. Ricordo a tutti voi che la replica, se ve la siete persa, è questa sera alle 23:30 su TV7 Triveneta, canale numero 12 per gli amici del Veneto. Gli altri nel nostro sito www.gruppotv7.com trovano tutti i vari LCN, cioè la frequenza di copertura della nostra emittente. Ragazzi, alla prossima, ciao, e lascio a voi l'ultima parola. L'ultima parola a voi. L'ultima parola a noi. Perfetta, mi è piaciuta un sacco questa. Grazie, la condivido. L'ultima parola. Era questa l'ultima parola, grazie. Ciao!